Va ora in onda la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario TV, presenta la chiusura delle borse di oggi. Ben ritrovati, venerdì 10 luglio, veniamo all'aggiornamento sui mercati. Partiamo oltreoceano, Standard & Poor's, percentuale positiva 0,21%, 7.559 la quota punti, 52.621 la quota punti per Dow Jones, anche in questo caso la percentuale verde 0,25%. Meno 0,14% per Nasdaq con una quota punti di 29.688, 2.974 per Russell 2000, meno 0,61 la percentuale. Meno 2,33% per il VIX, l'indice della volatilità 15,4. Vediamo il valutario dollaro 100,8, euro dollaro 1,14, cambio sterlina dollaro 1,34. Passiamo alle materie prime, parto dall'oro, non cresce, meno 0,50%, 4.102 dollari all'oncia, 71 circa i dollari al barile. Per il petrolio percentuale rossa meno 0,58%. Titoli di Stato, BTP Bund 78,0 e 60. Vediamo le criptovalute, Bitcoin 64.074 dollari, 1.792 sono i dollari per Ethereum. Sono le 17.31, chiuse da un minuto spaccato le contrattazioni in piazza affari. FTSE MIB chiude con una percentuale dello 0,45%, una quota punti di 52.618, 8.325 la quota di chiusura per il mercato francese, meno 0,02 CAC 40, IBEX 35 19.380, 0,30% per il mercato spagnolo. Vediamo il mercato tedesco, 25.085 la quota per il DAX, meno 0,13 la percentuale, 0,24% per il mercato inglese, la quota punti di UK 100 è 10.498. Infine Stoxx 50 ci racconta i 50 principali titoli europei, ci dà quindi anche una percezione rispetto alla giornata. Ci dice questo: percentuale negativa meno 0,25%, quota punti di 6.268. E questi gli aggiornamenti per venerdì 10 luglio. Io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di serata. Avete ascoltato la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con